Gaetano Ronica, quali sono i programmi, i progetti a cui tu stai lavorando dopo l'esperienza della guida del Teatro Pirandello? Intanto sono felicissimo che ci sia una continuità con la mia città, con il mio territorio, al di là della carica istituzionale. È chiaro che nella vita ci sono i pro e i contro, bellissimi, bellissimi i miei anni al Pirandello, quando lo vedo splendere mi emoziono sempre, mi sento anche un po' nel mio piccolo responsabile di questa rinascita, perché ce l'ho messa tutta in questi 5 anni, conosco ogni angolo del teatro. I progetti sono stati tanti, siamo cresciuti con un pubblico che ama anche la sperimentazione, l'innovazione, il coraggio dell'arte che non deve mancare mai, altrimenti non si tratta di arte. Il progetto che avevo a cuore non è sfuggito a questa città meravigliosa e il progetto va avanti. Come dicevano i grandi giudici, le idee vanno avanti con le loro gambe o con le gambe di chi ci segue, non ha importanza che ci sia io o che ci sia qualcun altro. Io continuo a fare il mio lavoro, anzi devo dire pure, ecco, io mi sento Agrigento, ti parlo come se parlassi a un amico. È vero, nella vita c'è sempre un lato positivo e sicuramente ho riacquistato la mia libertà, ho riacquistato tante cose che in questi 5 anni purtroppo avevo trascurato per dedicarmi interamente al Teatro Pirandello, compreso il mio rapporto con il mio lavoro di interprete nel cinema e nella televisione, con i miei figli, insomma, per cui devo sempre ringraziare Agrigento comunque vadano le cose. Cosa proporrai prossimamente? So che stai lavorando a un progetto teatrale. Guarda, io ho 3 testi da mettere in scena. Importanti, non posso dire i titoli degli altri 2 perché il più importante, diciamo il progetto in questo momento per il quale mi sto spendendo al massimo è Ombre, un testo originale che ho scritto insieme ad Adriana Sabatini, famosissima casting del cinema italiano con la quale ho avuto il piacere e l'onore di lavorare in passato. Abbiamo scritto questo testo da una storia vera. Non voglio rivelare nulla perché è un mystery, è un giallo, lo dice il titolo stesso, Ombre, un giallo siciliano, è la storia di una ragazza che vuole diventare magistrato, ma è anche una donna che visse 2 volte. È uno spettacolo straordinariamente coraggioso, innovativo, pieno di significati e che parla molto della nostra Sicilia. Ma la cosa più bella, e qui vorrei anche invitare Arianna Vassallo, che è la mia assistente alla regia, che mi sta dando una grossa mano, perché come dicevi tu, oggi che non abbiamo più la carica istituzionale, siamo dei liberi professionisti, ci hanno dato una sala, come si fa con gli artisti di tutte le parti d'Italia, dove provare, e noi da buoni ospiti diciamo, lavoriamo per dare il meglio a questa città, perché saremo qui il 7 e l'8 di maggio al Teatro Pirandello. La cosa importante, la cosa che mi piace dire è che è stata proprio la direttrice del Biondo, Pamela Villoresi, a farmi scoprire e a farci scoprire il significato di Ombre, perché io non potevo saperlo, io l'ho scritto 2 anni fa e lo spettacolo fu interrotto dalla pandemia. Pamela Villoresi mi ha chiamato al Biondo per dire che appunto desiderava questo spettacolo perché diceva in mano lo spettacolo dell'anno. Perché? Perché finalmente uno spettacolo che parla di giudici, parla di valori fondamentali, non solo nella nostra vita, diciamo, nel nostro vivere civile, nel nostro vivere della nostra politica, eccetera, senza mai nominare né Falcone né Borsellino. Dunque in questo senso il nostro progetto si pone come originale e unico perché racconta una storia senza cadere diciamo così, nel banale, nel déjà vu. Come sapete io stesso ho interpretato almeno un paio di volte Paolo Borsellino, onoratissimo per questo, per il pudore e il rispetto che ho nei confronti di questa figura istituzionale che per me è un nome tutelare, ho preferito scrivere qualcosa che si riferisse ai suoi grandi insegnamenti ma che non citasse direttamente lui. Arianna Vassallo qui con me, come vedete siamo una bella squadra, una piccola squadra, e io sto molto bene con lei perché stiamo facendo un bellissimo lavoro, per cui adesso tocca a te spendere 2 parole contro di me. Contro di te, esatto. Io e Gaetano ormai facciamo squadra da più di 5 anni, facevamo squadra alla fondazione perché io ero la referente per le scuole e facevamo squadra e facciamo squadra nella compagnia in cui io sono stata sia cantante che attrice che aiuto regia e adesso per Ombre continuo questo ruolo di assistente alla regia. È uno spettacolo bellissimo, non dovrei dirlo perché giustamente faccio parte della compagnia, però è uno spettacolo commovente, è uno spettacolo speciale. Io l'ho detto a Gaetano in questi giorni, per me tra tutte le produzioni che ha fatto il Teatro Pirandello, Ombre è un passettino in più, per modernità,
per atmosfera, per la presenza di tanti ragazzi che sono talenti straordinari. Quindi io sono sicuro che stupiremo il pubblico agrigentino e il pubblico italiano. Citiamo il cast magari così brevemente. Citiamo il cast: la nostra giovanissima Viola Provenzano, che è una delizia, Silvia Frenda, ormai consolidata attrice La nostra della nostra étoile. compagnia, Emanuele Carlino, Fabrizio Milano, Marcella Lattuca e dimentico No. Franco Bruno e Nicola Puleo. Sì, ripeto, siamo veramente i 4 evangelisti, erano 3, Luca e Matteo, ma sono felicissimo di lavorare proprio nello specifico sulle persone. Hai toccato dei punti importanti. Il primo, quello della protagonista. È uno spettacolo che ha il coraggio di proporre una protagonista di 20 anni, e questo piacerà molto ai giovani perché si riconosceranno nella storia di Angelina, di questa ragazza che viene dal liceo e che desidera fare il magistrato, e la sua storia. È la sua storia vissuta in maniera direi fantasiosa e poco, e fantasiosa, lunare, immaginifica, visionaria, quello che vogliamo. Poi la cosa importante che ha detto Arianna, se mi consentite, fondamentale, è proprio che questo spettacolo è vero che è un passo avanti, forse anche qualcosina in più, ma è anche vero che, come dire, è un po', diciamo così, la cartina di tornasole di una certa coerenza intellettuale e anche artistica di quello che era il nostro progetto. Cioè noi non abbiamo, anche perché abbiamo ereditato il teatro in condizioni ben diverse da quelle in cui l'hanno ereditato i nostri colleghi, noi dovevamo ricostruire, dovevamo iniziare un percorso che era a zero, siamo stati pionieri, no, di questa, nel bene e nel male, non mi sto dando nessun merito, ognuno pensi quello che vuole di quello che abbiamo fatto, ma noi ci abbiamo creduto. E naturalmente siamo cresciuti con il pubblico, perché un progetto ha bisogno di tempo. 5 anni sono persino pochi, continueranno benissimo gli altri, però noi quello che abbiamo voluto comunicare assieme al pubblico che ci ha seguiti e ci ha stimolati in questo rapporto di crescita, noi abbiamo voluto dimostrare che per fare un progetto ci vogliono le risorse, ci vuole tutta la città, l'entusiasmo di tutta la città, perché un progetto non si fa oggi, si fa per il domani, si fa per consegnare un Agrigento diversa alla storia. Il progetto non è dato dalla serata estemporanea, che ci vuole, che va benissimo. Un progetto è dato diciamo, da una visione prospettica, per arrivare alla quale bisogna anche soffrire, perché nulla c'è di facile in questa vita. Poi a me le cose facili non piacciono, per cui la differenza tra un progetto e, diciamo, la famosa una tantum è proprio la differenza, secondo me, che c'è tra la buona e la cattiva Sicilia, se mi permettete, perché noi purtroppo siciliani, e qui non parlo più di Agrigento, mi permetto questa piccola così digressione, il nostro limite è stato proprio quello di non credere nella costruzione delle idee, lo diceva anche Sciascia, cioè di credere sempre, per dirla un po' in maniera molto semplicistica, di non credere mai alla gallina domani, ma di affaccendarci tutti per l'uovo oggi. E a volte l'uovo oggi crea scompiglio, crea risse, crea violenza, crea invidie, cattivi sentimenti che abbiamo affrontato non a caso l'estate scorsa in Vizi Capitali. Quest'anno, come dice Arianna, siamo oltre, usciamo dai Vizi Capitali per proiettarci in una storia contemporanea con riferimenti grandiosi. Che ne dici? Assolutamente. Allora, appuntamento? Allora, appuntamento. Ombre. Dunque, Ombre andrà in scena ad Agrigento il 7 e l'8 maggio al Teatro Pirandello, con Viola Provenzano, giovanissima protagonista, al suo quasi debutto perché ha recitato in Vizi Capitali, faceva la sorella di Mozart, un ruolo inventato. Nanerl. E qui invece è Angelina la protagonista, poi appunto c'è Silvia Frenda che fa Mia figlia Chiara assieme a Emanuele Cardino, Fabrizio Milano che fa Carlo, il procuratore capo è Franco Bruno, il padre è Nicola Puleo e Marcella Lattuca è la gran madre, è la madre, poi Arianna assistente alla regia, poi abbiamo Manuela Petrotta ha fatto il progetto grafico e poi abbiamo scene e costumi della grande Flavia Cocca con Francesco Di Stefano, mi pare di non dimenticare nessuno, Noemi Castronovo ci aiuta nei movimenti di scena, insomma è una bellissima squadra e tra l'altro preciso, squadra totalmente agrigentina, cioè questa compagnia prosegue nella tradizione di lavorare con persone di Agrigento e provincia, con persone del territorio, perché si deve, l'ho fatto prima, il discorso non mi ripeto, un progetto comporta anche un'attività laboratoriale intensa prima di avere il coraggio di proporla a un pubblico così qualificato come quello della nostra amatissima città.